Dopo di lui alle saltat fur Nathan, a fa di profete tal dis di David. Come che il gras alla mettuta a par dal sacrifici, così alle stas scelgiut David fra mies dai figli di Israele. Al giuiave cui leons come che fossin chiavres, e cui ors come che fossin agnei. Non hai al copato un meon, se ben caliare in chimo giovin, e non hai al tirare via la vergogna dal popul, quanca l'alciade le man col clapte fionde per distirà la prepotenza di Golie. Difat, ha acclamato il Signor, l'Altissim, che gli ha dato tante fuarce in tegliestre, per batti che il cavaliere fuarte in guerre, e per dai la vittoria al suo popolo. Perché han fatte fieste per sue vittorie sui dismil, e gli han dati su chiantis con la benedizione del Signore, e gli han offierte una corona di glorie. Difatti, alla fruciata i nemici torator, alla parata tox i nemici filisteos, alla fruciata della loro potenza finti in di ue. Per ogni sua imprese gli dava gloria al Sant, l'Altissim, con paraules di laut. Con tutto il cur, al dave su chiantis, tanti voleva ben a di quel che lo aveva fatto. Alla stabiliti i salmisti, denando all'altar, per indolci i chians con loro sonor. Alla dat splendore alle fiestis, e ora dà la più grande bellezza alle solenitas, perché loro acchiantavano il suo non santo, e il suo onore all'indallegrava il santuario taccando buinore. Il Signore gli ha perdonati i suoi peccati e ha alciato per sempre la sua potenza. Gli ha dato il patto di una dinastia di re e una sente di gloria in Israele. Dopo di lui è venuto un figlio Savi, che in grazia so ha avuto un gran tream, Salomon, che l'ha regnato in temps di pace. Il Signore gli ha dato pace d'ulintor, perché facesse su una chiesa al suo nome, perché prontasse un santuario per sempre. C'è tan savi che tu sei stato e tua gioventù. Tu eri in condo intelligenza e tanche un flum. La tua nomine è a cuvir giù delle terre, che tu le hai emplate di parabolis e di enigmis. La tua nomine hai arrivato finte sisulis lontanis. Tu sei stato ben voluto per pas dal toream. I tiei chians, proverbis e parabolis, li stos rispuestis, il monte intero li rimirave. Tal non dal Signor Dio, che i disi in Dio di Israele, tu has ingrumat l'aur tanche il stein, tu has ingrumat l'arint tanche il plomb. Ma tu has fatto dormire ogni di te lis feminis, che han sottomettuto il tuo corpo. Tu has mangiato così la tua gloria, tu has profanato la tua discendenza, tu has fatto ingrumare la rabbia sui tuoi figli, ormai avvelis per tua matetat. Perché l'è stato dividuto il tuo ream? E di Efraim è scominciato un ream ribelle. Ma il Signore non l'ha molato il suo buon cur, non l'ha rineato la sua paraula, e neanche non l'ha scancellato la giernazia dal suo eletto. Non l'ha fiscata la giernazia di quel che aveva voluto bene. Gli ha dato a Jacob un rest e parie, un elidris a David. Salomon ha lasciato polsare insieme con i suoi vons e ha lasciato dopo di lui un dei suoi figli, che è stato basoal col popolo e di poche intelligenze, Roboam, che ha scontentato il popolo con i suoi progressi. Allora Jeroboam, figlio di Nabat, ha fatto straviare Israele e ha menato Efraim sulla strada del peccato. I loro peccati sono cresciuti tanto che io han paras fur delle loro stesse terre e han ciruto ogni sorte di inquietà, finché non le plombat per zore di loro
is vindic. Allora, alle venute Elie, un profeta come il fuoco. La sua paraula e ardeva tanto che ne flamme. Lui ha fatto venire i sore di loro la fan, con la sua passione aiutare i giusti di numero. Con la parola del Signore ha sierato il cielo e così ha fatto venire per 3 volte il fuoco. Tu hai avuto tante glorie, Elie, per i tuoi miracoli, cui piedi altinisi in buona par di te. Tu hai fatto saltare fuori un cadavere di morte e di che la trimonte, con la parola dall'Altissimo. Tu hai sburtato res in te ruine e oms innomenas iu dal loro iet. Tu hai in tutta al Sinai la cridade e taloreb il giudizi di condanne. Tu hai un gius res sparsvindic e profetis che antiapassin il tuo puesto. Tu sei stato chiappato tu un voluce di fuoco, con un chiar di chiavai infogats. Di te è scritto che vignerà il tuo tempo, per bonare la rabbia prima si infoghi, per pleare il cur dal pari verso dal fi, e per tornare a mettere in sesto gli tribus di Jacob. Fortunati che ti hanno veduto e che sono morti dall'amore, perché che le sicuro che vivarin. Quando Elie è stato convergito di un voluccio, Eliseo è stato colmato dal suo spirito. Dai 6 dies non l'ha tremato per nessun principe, nessuno non l'ha potuto sommergerlo. Nessuna roba non era grivia per lui, anche sottiere il suo cadavere alla profetizzato. In te sua vita alla fatto spiei e dopo morte alla fatto robonis. Con tutto quel, il popolo non si è emendato, non l'ha rinunciato ai loro pecchiati, fin tremai che non sono stati associati delle loro tiere, che sono stati dispierduti in ogni giornata. È stato lasciato un piccolo popolo e un principe di chiesa di Davide. Un po' di loro hanno fatto che i piace a Dio, altri hanno investito moltiplicato i loro pecchiati. Ezechie ha rinforzato la società, ha portato l'aghe dentro vie, ha sdiavato col fier la crete, ha fatto spost palaghe. Dai 6 dies è venuto su Sennacherib, che dopo ha mandato Rabsacche. Ha alzato la man sore di Sion e si è vantato de sorogance. Allora e hanno trimato i loro curs e i loro mans, e hanno avuto dois tant che li parturiens, e hanno clamato il Signore plen di buon cur, slungiato verso di lui i loro mans. Il santo dal cielo io ascoltato al momento, io ha sfrantiato mediante Isaia. Ha pestato il campamento di quel di Assur, e il suo agnolo io ha nettato via. Perché Ezechie ha fatto ciò che piace al Signore, ha lelato in denant per strade di suo pari Davide, come che aveva mostrato il profeta Isaia, grande e vero in te sua visione. Dai 6 dies, i sorelli alle tornate in Daur, lui alla slungiata della vita del re. Con la forza di ispirazione, alla veduto le ultime robis, e alla confortat che i di Sion cavaivin. Alla pandut la vigni fin tremai alla fin, lis robis platadis prima che capitassin.